A tutti buona serata dall'ippodromo Savio di Cesena. Sabato 31 luglio, giornata di Gran Premio, si corre il classico Riccardo Grassi. La prima corsa per puledri di 2 anni, ci sono 2 ritiri, quelli di Dumas e di Daisy del Duomo, restano in 4 Dakota dei Greppi, Divina B, Divine Glory, Dulcinea di Casei. I favori sono per Divine Glory, numero 4, Roberto Vecchione. Vediamo le fasi di partenza, corsa sul doppio chilometro, l'errore di Divina B e così dall'esterno Dulcinea sbaglia però nel momento in cui cerca di avvantaggiarsi e così sulla piegata al comando rimane Dakota dei Greppi nei confronti di Divine Glory. Restano in 2 praticamente perché gli altri sono decisamente, le altre 2 femmine, a una quarantina di metri di distanza e difficilmente riusciranno a recuperare, anche se ricordiamo la corsa è sul doppio chilometro. Vedremo ora Dakota dei Greppi, 16-1 tranquillo al comando, l'unico maschio rimasto in gara, attacca però dopo 400 metri, ottiene strada Roberto Vecchione con Divine Glory e passa a condurre facilmente, mentre Dulcinea di Casei è stata più svelta a rimettersi di Divina B e segue in terza posizione, ma a una distanza ancora di una trentina di metri dalla testa. Se ne va così i primi 600 metri di gara in 46,8 con leader Divine Glory. Sbaglia ancora Divina B. Numero 3 Divina B squalificato. Quindi restano in 3. Al comando rimane Divine Glory nei confronti di Dakota dei Greppi. Dulcinea cerca generosamente di riavvicinare i primi 2, 1-2-1 il passaggio agli 800, 15,3 di frazione in vantaggio. Divine Glory che completa il chilometro in 1:18,4. Si appresta ora a completare anche il 1200 metri di gara, i 3/4 di miglio. Ora i 3 cavalli sono più ravvicinati perché Dulcinea ha raggiunto in coda al gruppetto Dakota dei Greppi, ma in testa è sempre Divine Glory che continua a comandare. Seconda posizione per Dakota dei Greppi, poi Dulcinea di Casei, un parziale in 16,1 ancora di tutto comodo per la battistrada che a 500 dalla conclusione ha sempre in schiena Dakota dei Greppi e Dulcinea di Casei, non cambia nulla tatticamente. A 400 dalla conclusione in vantaggio è sempre Divine Glory, il parziale ora in 15,4, lo scatto di Dulcinea di Casei. A 300 dalla conclusione l'allieva di Andrea Vitaliano si lancia con grande coraggio all'attacco di Divine Glory, lo impegna e all'ingresso in retta d'arrivo Divine Glory deve ripartire per fronteggiare l'affondo di Dulcinea di Casei che sta correndo alla grande. Si riprende bene però Divine Glory e nel finale respinge autorevolmente numero 2 Dulcinea Dakota di dei Casei, Greppi squalificato, che Ambio. corre comunque alla grande. Intanto anche Dakota dei Greppi finisce a tabellone per Ambio e restano quindi soltanto in 2. La vittoria per Divine Glory, Roberto Vecchione, Tiberio Cecere, scuderia Bivans. Secondo posto per l'unica superstite Dulcinea di Casei, che comunque ha rimediato a un errore abbastanza grave in partenza ed è tornata seconda con grande coraggio sulla curva finale. È progredita cercando anche di impegnare la battistrada Divine Glory, che l'ha respinta comunque autorevolmente sul traguardo. Roberto Vecchione, assegno Tiberio Cecere al training.